Guarda che roba, Dio, ma c'è una crosta di ghiaccio, ma giasso duro. E visto che è l'ultima volta che siamo venuti qui da ste parti, quindi vi dico subito che siamo alle porte del Consiglio. Siamo andati in terra tutti e due e ci siamo fatti un po' di male al culo. E oggi partiamo da Passo Crosetta e andiamo verso il bivacco Ninno Lot. Non so se vi è mai capitato di svegliarvi alla mattina e sentire tipo l'effetto velcro con il letto, ovvero non riuscire ad alzarsi dal letto. Ecco, questa mattina avevamo la sveglia alle 5:30-6 con l'obiettivo di fare un po' di strada in macchina per fare la nostra scampagnata. E in realtà culo alzato dal letto ore 7:30. 7:75. Per la mia determinazione siamo venuti lo stesso. Quindi abbiamo ripiegato qua sul Consiglio, abbiamo meno strada da fare in macchina. Si può dire che abbiamo preso spunto. Abbiamo preso spunto dal nostro amico Massimino che è andato settimana scorsa, 2 settimane fa. Era un pezzo che volevamo farlo, va bene. E nebbione, caigo, nuvoloni, arriviamo qua, guarda che roba. Check. Si è aperto tutto, guarda che bello. Mi sono già stufa però. Quindi, fiosi. Dai che andiamo, siamo pronti? Simone, dai che andiamo, go go go! Contro ogni aspettativa c'è una luce pazzesca. Sì, c'è un po' di foschia in alto, però in mezzo a questi faggi così, guarda qua. Andiamo amore. Gli occhiali blu. Adesso vede meglio. Sentiero numero come al solito lascio la traccia in descrizione. Guarda qua, ciao. Guarda che casette, che bello. Guarda che posto. 1, 2 là in fondo. Bello, guarda cosa che è in pianura, nebbia fonda. E qua adesso qua c'è un trivio. Da che parte andremo? Qua ci sono io. Tanto c'è la Consuelo che secondo me fra un po' fa la pipì. No, mi tolgo giù. Si toglie il giubbotto, va bene. Aspetta che guarda la mappa. Al trivio qua si va via dritti per dritti, costeggiando le casette qua sulla sinistra. Sentiero 982. Tacci che c'è il mio post-it personale qua che mi ricorderò, perché sennò sarebbe ciao. Adesso sarà un cava, metti i ramponi. No, adesso caviamo il giubbotto. Caviamo il giubbotto intanto. Check. 982, l'avete visto? Guarda qua, altre casette. Ciao, che posto. Ecco, ti vedi. Basterebbe qua, poco distante dalla civiltà, però guarda che bello. Vietato l'accesso, ma anche ti che entra, è tutto quanto devastato, ti rischi la vita ti ho dentro qua. Diventa l'accesso, è tutto devastato, rischi la vita se entri qua dentro, chi vuoi che entri? Oh, qua c'è un cartellino. Malgacoro, Monte Pizzocca. A Monte Pizzocca ci siamo stati, siamo andati a vedere tutte quante le caserette intorno al Monte Pizzocca. Valsalega, Boscars, Basso. Non so, guarda qua, un sacco di casette, che bello. E per il momento siamo solo noi. Shhh. Io non ho mai capito, quelli viola e bianchi sono i crocchi, ma questi qua sono i bucaneve, giusto? Qualche esperto in fiori mi dica una volta per tutte se questi qua sono effettivamente i bucaneve. Belli. Quelli invernali, quello nero è troppo grosso. Quello nero è 40 litri, dove vado? A Fallevere. C'è una discussione in atto sul discorso comprare uno zaino nuovo per le escursioni brevi invernali, perché quello da bivacco è troppo grosso, questo qua è troppo piccolo e se porta via 7 tipi diversi di felpe, perché ha paura di avere freddo,
8 litri di acqua, e quindi suggeriteci un litraggio giusto per uscite medie invernali. Dai sponsor, avanti con sponsor, via! Dai, che qua abbiamo bisogno di skate qua. Skate! E qua si va sul 982B e non si è ancora segnato il bivacco. Bene, per il momento la strada è molto agevole, tanto è vero che qua è sterrata barra cementificata, quindi alla portata di tutti. E guarda là. Ciao. Qua ogni curva c'è qualcosa da vedere. Guarda che razza di steccato stupendo. L'ho fatto nuovo di stecca sto qua. Guarda che bello. Lucido. Poi c'è un'altra baitina privata. Mai idea che razza di grigliate che mi farei qua sopra io. Là, qua c'è una bella pozza. Là un'altra casetta con vista sulla pianura coperta dalle nuvole. E la strada è bella comoda per il momento. Come piace l'allelo. Larga almeno 2,5 metri, 3 in piano possibilmente, e via andare. Qua arriviamo a un altro bel Bivius. Wow, che bel segnavia, adesso ve lo mostro. Qua siamo, no, non siamo da nessuna parte. Qua si va a Pian dell'Erba, a Zuel, Passo Crosetta dove siamo arrivati. Pian dell'Erba. Rasta. Guarda che bello sto segnavia dove l'hanno messo. Comunque, siccome neanche qua non c'è segnato il bivacchino, e noi stiamo seguendo la traccia GPX, al bivio prendete a sinistra e scendete un po'. Adesso vediamo dove fino arriviamo in discesa. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leave
ask your name today. I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid, or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate, and I just stood. Mi sa che in pianura che se caigo e nuvolo. Qua altre super mega casette. Guarda che roba. Qua probabilmente hanno anche le bestie d'estate perché un po' di recinto. C'è anche la bella pozza di acqua. Qua c'è un po' di discesa. Adesso a breve dovremo trovare sulla destra il sentiero che ci porterà finalmente al bivacchetto. Bivacchetto Nino Lot, che mi ha detto il mio amore, costruito all'incirca a metà fine anni 90 da un gruppo di ragazzi qui della zona in memoria di Giuseppe. Dai Gianlu, lo sapevo, adesso non mi hai fatto pensare. Non mi ricordo se Giacomo o Giuseppe. Vabbè, detto Nino Lot, che è morto all'inizio degli anni 90, e per ricordarlo comunque qua siamo in località Zuel, da non confondere con Spitz de Zuel che è in Zoldana. Mi pare che a fare la PE da qua fin Zoldana, e quindi hanno fatto questo bivacchetto in memoria del loro amico. Adesso ne andiamo a vederlo. Guarda qua che bella casetta, ciao, tutta in pietra, bellissima, stupenda. E scesi da questa casetta qua bellissima, finalmente troviamo qua il primo cartello che ci indica sentiero Nino Lot 10:36 e via andare. Altra casetta bella. Sarebbe figo venire qua a conoscere sta gente e venire qua a fare festoni. Adesso però non so se bisogna andare giù per di là o raggiungere quel super mega albero là in fondo. In verità Nino Lot la freccia è così. Guarda che bello questo albero. Bello. Adesso vediamo. Lì c'è il cartello, di là si va sulla casa e voi scendete per di qua. Sempre strada larga e comoda, su terra morbida anche questa qua. Guarda, perfetta. Guarda fioretti qua. Sì, penso che questi qua sono proprio i bucaneve, sai. Cioè, ho chiesto qua agli amici di Autobe se qualcuno mi dice. Sì, domandiamogli a Google Pix. Non capisco se vengano abusati i termini casere o malga, perché questa qua è casera T. Malga picotera a 1037 metri, ma dubito che vengano a farci i formaggi o ci portino sulle vacche o le bestie, insomma. C'è anche un impianto di video sorveglianza. Sì, telecamera, pannelli fotovoltaici, satellitare. Là c'è un cartello che dice Colten. Là c'è un cartello che dice non lo vede neanche l'iPhone. Non vedo io. Comunque stiamo scendendo perché fondamentalmente è tutto in discesa praticamente dall'ultima casa in fondo in cima dell'ultimo bivio, e ci stiamo inoltrando nel caigo fisso perché qua non si vede più una minchia. Sì, siamo quasi arrivati, ma arriveremo in mezzo al nebbione barra nuvoloso. Proseguendo la stradina in discesa arriverete esattamente a quel punto dove la strada bruscamente si interrompe e gli ultimi 200 metri sono di sentiero. Ciao, facciamo foto? Cheese! Guarda qua, vedete voi, noi possiamo anche provare a danneggiare la natura, ma la natura ne corre proprio dove che non batte il sole. Guarda come si sta mangiando il cartello l'albero. Se pensavate voi, e invece dai che viene fuori un po' di spiraglio di sole, forse, speriamo. Guarda le prime primule. Ma secondo voi si chiamano primule perché sono i primi fiori a venire fuori? Questa roba l'hai già detta.
L'ho già detta? Sì, su un altro video? Sì. Va bene, ma nessuno mi ha risposto forse. Effettivamente non ci sono altri tipi di fiori aperti in questo momento, quindi probabilmente è per quello. Anche per oggi la mia speranza di arrivare e non trovare nessuno si è bruciata, volatilizzata proprio perché sento gente che spacca legna, era qua e sa venire a farsi costegine a fare manutenzione. Ah no, Dio, mette i tegue, guarda che bravi, ciao. Bravi. Sì. Ah, voi diverti qua a Bivacco Ninolot. Ecco che dalle nuvole sembra spuntare un timido sole e nel frattempo tiriamo fuori l'asso pressa. Qua ci sono le melanzanine come l'altra volta, non dell'altra volta perché è quella. Guarda qua, siamo arrivati qui, abbiamo trovato il bivacchino Ninolot, che vi ho detto bene o male la storia prima. E qua c'è un lavoro in corso. Dovete sapere che qua sono tutti volontari che fanno sta roba qua. Perché se volontari... queste qua, queste tegole qua, alcune sono rotte e sono da buttare via. Quindi sia quelle rotte che quelle nuove che si porteranno su per sostituirle, se le portano su a manina. Qua non passa elicotteri, non penso, e comunque l'elicottero costa. Quindi una volta in più vi ricordo che dovete rispettare questi posti. Adesso intanto ne facciamo un bel paninetto con le melanzane e la soppressa e dopo vi faccio vedere il micro bivacco Ninolot dentro. Prima che arriva ancora gente, guarda che paninetto, tac. Vi auguro anche al solito cin cin. Intanto mangiamo e dopo vediamo che strada fare per tornare indietro. Mio amore non perde tempo. Ho fame io. Qua il drone qua non uso perché lo vedo già a rischio morte. Stiamo mettendo un po' a posto. Nel frattempo vi faccio vedere il bivacchetto da dentro. Guarda qua. Non so, Egidio Lot. Egidio Lot. Forse era Egidio Lot. Boh. Vabbè, remember. Un fiato di trekking, sentiero Ninolot. E il bivacchino dentro com'è? Il bivacchino è così, eccolo qua. Assomiglia un po' al bivacco dei Lof. Qua ci hanno fatto un ottimo portacandele, bello. Qua c'è il tavolone che viene giù con due belle panche. E stufetta qua che però i signori che abbiamo trovato prima hanno detto che non è che funzioni troppo bene, sarebbe da sostituire e forse la sostituiranno. E se vuoi venire qua a dormire, dormi intera sulle panche, indosso e panche e basta. E basta, qua non c'è altro, qua non vedo niente e basta. Qua dentro c'è il libretto, però sul libretto che scriviamo qualcosa, sì, c'è anche il timbretto, pensa, anche il timbretto del bivacco di Ninolot. Adesso vediamo se troviamo anche qualcosa per timbrare qualcosa, adesso vediamo. Ma la Consuela ha scritto sul libro, no? Massimo, avventurando, Tania, ma sei venuti qua la settimana scorsa, non avevi scritto niente. Mannaggia. Ciao Fiori. Massimo, era che a marzo la Consuelo va via 2 giorni, 3, bisogna che organizziamo di andare a fare una notte a qualche parte. Scrivi in agenda, dopo te chiamo, ti scrivo. Ciao. Ecco qua, bivacchino Ninolot chiuso, e chiudendo la finestra mi sono accorto che qui c'è un sasso dipinto. Questo qua non è un sasso per un sorriso, ma in realtà è Sorrido per accendere il sole di Marta. C'è la Bab che io seguo su YouTube e vedo sempre i video che fa, perché va anche lei in posti che conosco, quindi adesso questo qua magari che metto anche qua sopra da qualche parte il canale YouTube, così magari ne potete vedere anche il suo. Sto sassolino qua lo prendiamo su, visto che c'è anche il gatto nero, il nostro Burici, c'è già un mese che... Nero o un gufo? Ah no, è un gufo, è sull'albero, forse è un gufo, quindi niente. Vabbè dai, è un gufo nero. Portiamo in giro, lo portiamo da un'altra parte, prossima escursione lo seminiamo in giro. Ciao Bab. In pianura...
Ciao bivacchino, grazie dell'ospitalità. Adesso intanto torniamo verso la stradina forestale, là, quello che è, e poi vediamo e poi vediamo come ritornare alla macchina. Quindi stai in linea che adesso vedremo. Di là c'è il bivacco, da di qua siamo venuti. Avevo pensato di salire fino in cima e scendere dall'altra parte, poi abbiamo visto che anche questo qua teoricamente poi si riattacca sempre sul 982 che porta fino a dove abbiamo parcheggiato, quindi proviamo giù per di qua, tutto in mezzo a sti alberelli. Facendo il giro per di qua, piccola deviazione, volendo, scelta da Consuelo, altrimenti a una certa si poteva tagliare e andare su per il monte dei Foresti. Allora ho letto 15 volte prima di fare il video, ma niente, che magari c'era un po' di vista, ma sceglie lei. Vabbè, adesso sbucheremo fuori probabilmente alle case dove stamattina abbiamo visto la ringhiera di ferro, pensando che d'estate ci potessero essere gli animali. Nel frattempo qua è una mezza forestale, perché ci sono anche i delimitatori di carreggiata, quindi strada che arriva alle case. Ecco, noi siamo arrivati da lì e stamattina siamo scesi di lì, quindi confermo che forse è uguale. secondo me il giro che abbiamo fatto adesso si prende un po' di dislivello in più. Comunque sì, siamo usciti qua al bivio di stamattina, adesso torniamo su, poi da là dovrebbe essere tutto in piano teoricamente, non che sia stanco però anche qua siamo sempre in Consiglio, quindi come dall'altra parte verso Casera Col dei Pez dell'altro video, se volete andarlo a vedere sempre qua in cima. State attenti che buse non segnalate, belle fonde anche, quindi potreste finire i vostri giorni qua e non sarebbe il massimo. È che manca poco, adesso bisogna rimettersi i ramponcini. Eccolo lì il sentiero che esce dal bosco. Aspetta che spengo le lì perché Siamo- una volta si smetteremo. Siamo ritornati a Passo Crosetta. Spoiler, Spoiler, 12 km e 8. 12 km e 8. Termine Vabbè. finita. Dopo vi lascio il video del live alla fine. Penso di avervi già detto tutto, a parte il primo pezzettino qua. E il che poi- parcheggio che è un campo da... come si chiama Gianni? E il parcheggio che è un campo da curling. Sì, insomma c'è solo il primo pezzo che è sentiero, poi il resto è strada, ma penso che la strada si possa prendere anche poi avanti. Insomma, per arrivare al bivacco ci possono arrivare tutti tranquillamente. Direi fino all'ultimo pezzettino prima del bivacco ci si arriva anche con un passeggino quasi, perché è proprio battutissima. Sì, beh, strada. A parte sto pezzetto. Vabbè, fiosi. Abbiamo recuperato questa giornata al bivacco Nino Grazie a me. Lot. Mi sono svegliata Nino Lot. stamattina. Nino Lot. Ciao.